ringrazio Francesco e la cooperativa, oltre che per averci invitato come Lega Coop, ringrazio perché ha messo in atto un pezzo di questo progetto che nasce dalla cioè quello di rendere il distretto culturale non un distretto in cui si chiacchiera e si parla, anche questo è importante, tra l'altro, perché insomma, voi parlando della sua idea, ma di aver materializzato proprio qui nel distretto un qualcosa che è latente. La cultura è reddito, può essere reddito, però poi se ne parlava solamente. La Camera di Commercio, insieme a alcune persone di teoria, ha promosso invece questa azione che è più concreta e che dà una risposta pratica a quello che noi già viviamo e che probabilmente vediamo ma che su cui non abbiamo mai creduto, cioè quello che dalla cultura si può generare reddito. Il sistema cooperativo per certi versi già l'ha fatto, con un'idea forse precedente, che era quella della conservazione dei siti culturali, quindi siamo onesti, insomma, che tutti i siti culturali, la maggior parte di quelli esistenti, quelli storici quantomeno, sono gestiti da cooperative, associate leghe, conf, quant'altro, però non hanno mai avuto una evidenziazione che oggi invece credo che sia un po' realistica, quella di far diventare questo un processo veramente in cui ci si può mettere in rete e fare in modo che io comincerei da quest'albero, che forse appunto non ha delle fronde molto fitte, però insomma è l'inizio di un albero, in cui poi si associano tutti quanti gli altri. Allora iniziamo da questo, si può fare anche un turismo in Sardegna, ma qualcuno deve iniziare. L'effetto costiero è nato in una zona molto specifica della Sardegna e poi si è allargato in altre aree. Credo che dalla cultura veramente dal distretto culturale di Nuoro si può nascere per poi far diventare questo un'ambizione che giustamente Francesco ha, di far diventare appunto un processo innovativo in cui ci si può ripetere, in cui le persone ci credono e cominciano a fare imprese. In forma cooperativa, Francesco, credo che forse noi siamo più avanti degli altri. Vi dico chiaramente, non ne vuole nessuno, perché noi abbiamo la capacità da futuro di vivere veramente in un ventaglio sociale in cui abbiamo la cultura, abbiamo il turismo, abbiamo il commercio, abbiamo l'agroalimentare. Questo spaccato è una fortuna che noi abbiamo, almeno chi fa il mio lavoro quello di Francesco, lo viviamo, quindi passiamo la nostra giornata da passare da campeggi, alberghi, poi servizi alla persona, poi l'agroalimentare, vino, formaggio, e capiamo quelle che sono le potenzialità. Oggi accade una cosa, ci mettiamo insieme, si mettono insieme non solamente le cooperative, ma anche tutti quanti gli organi pubblici e privati e creiamo questo modello. Io credo che poi un passo successivo può essere costruito il marchio d'aria, abbiamo parlato forse anche l'altra volta, in cui poi non solamente il pubblico e il privato, ma insieme si possa far nascere una realtà in cui il turista, io credo che la stagione non sia un momento, se la stagione è estiva, io credo che la stagione turistica possa veramente essere 12 mesi, perché visitare la Sardegna è una diversità notevole sia d'estate che d'inverno. Agostino, questo appunto, ripeto, credo che il sistema cooperativo anche oggi ha dimostrato quanto noi poi alla fine andiamo avanti e siamo operativi. Un ragionamento su mettere insieme oggi chi fa la cultura insieme al turismo propriamente detto, all'agroalimentare e appunto un marchio d'aria che pur avere anche un filone culturale può essere il passo successivo che questo distretto si candida a fare insieme ad altre istituzioni, non so quale, perché non sappiamo chi sopravviverà. Non sappiamo insomma quale sarà politicamente il nostro soggetto aggregativo di questa comunità, per cui forse può essere anche il distretto, almeno aggrega, adesso non lo so, però veramente credo che stiamo percorrendo la strada corretta, per cui grazie alla Conf e alla Agostino appunto anche al commercio, forse anche a noi di guardare nelle pieghe del bilancio la possibilità successivamente di dare un contributo di finanziamento a quelle 30 persone che speriamo siano solamente l'effetto moltiplicatore, avranno l'idea di mettersi alla volta ancora più in pratica un'idea che oggi nasce, che viene appunto suggerita, e per poi per l'azienda vuol dire anche mettere in moto una macchina e creare dei costi, perché anche questo forse potrebbe essere un